di Jesolo 2013 con una delle macchine di punta dell'aeronautica militare italiana. Inizia il display, uno dei simboli della nostra aeronautica, quello che per molti appassionati di volo rappresenta il grande sogno di sempre, il Tornado del reparto sperimentale volo. Entra così un ingresso dirompente ad una velocità di 950 km/h ad iniziare la dimostrazione tecnica in volo con questa virata Schneider di 270 gradi effettuata con un fattore di carico di 5G e mezzo costanti. Una volta di fronte al pubblico di Jesolo, il maggiore Violetti, il pilota del Tornado, ed il tenente colonnello Sidis Galli, seduto dietro di lui in posizione di navigatore, effettuano una salita in verticale che li porta a raggiungere la quota al top di 1400 metri, mantenendo un ottimo valore di velocità a 460 km/h. Sosterremo un angolo di attacco di 21 gradi, un carico di 5 giri positivi. Per ripresentarsi noi in allineamento guardando la Terra da una prospettiva leggermente diversa. Il volo rovescio. Volo rovescio ad una quota di 150 metri sul mare, una velocità di 750 km/h, nuovamente in posizione orizzontale con mezzo tornò, le ali si aprono ulteriormente e si entra in un classe stile orizzontale sulla pista. In questo caso viene eseguita per metà perché ad interrompere la figura c'è una rotazione, un tono in discesa seguito da una virata Schneider di 270 gradi. Aereo che è progettato per volare a bassissima velocità supersonica e capace di prestazioni bisoniche anche ad alta quota. Di fronte a noi, dopo questa virata alle massime prestazioni, una virata back-to-back per cambiare repentinamente la traiettoria del volo. Ad effettuare una derry lenta, questa volta la velocità di rotazione sull'asse orizzontale è decisamente inferiore rispetto alle altre, e nel corso di questo riposizionamento l'equipaggio sta settando i parametri del motore, sta riducendo la velocità a 170 km/h, estrazione del carrello e dei flap per il prossimo passaggio, che consiste nel touch and roll. Lo vedete in avvicinamento verso di noi con le luci di atterraggio accese. Velivolo che alza il muso sull'orizzonte va a effettuare questo touch and roll, manovra particolarmente impegnativa. Nuovamente una serie di sull'asse, perfettamente eseguita, geometria delle ali che varia di prestazioni, velocità operative e configurazione tipiche del Tornado, ali a 67 gradi, 1300 km/h. La velocità